Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genuso, pronto per commentarvi la giornata numero 10 del campionato di Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo i padroni di casa, Palermo Futsal Club e l'Agragas Futsal. Vediamo se esplode col suo mancino, non lo vuole fare, poi dal centro per Toledo! E poi la tocca a San Martino, che parata delle classe 2005. Colore, sbaglia il passaggio, Gennaro va sul mancino, Castiglione se la trova lì, si appoggia su Gianne, si allarga, cerca la porta, Gabriele Gennaro la tocca, forse col sinistro, non abbiamo capito benissimo, ma una cosa è chiara, è vantaggio Palermo. Dai, facendo il campo, il tocco verso Nicchia per Gennaro, la controlla Gennaro ancora, se l'è tirata bene, poi Nicchia e prende in pieno colore, ma il Palermo sta flirtando con raddoppio adesso. Corsino, qui sbaglia Chinnici, granata e se l'è divorato. Giocatore di categoria superiore, Toledo anche lui mette grande la palla al centro con San Martino, poi Gennaro voleva quasi una deviazione, non l'ha trovato, un po' di sfortuna, ma tanta paura. Cillari la controlla col mancino e qui Corsino leva probabilmente un gol. Benissimo sulla Fiura, apertura per Cillari, il palo interno, schiacciare il Palermo. Libera Cillari, mette sul secondo palo e sbuca, granata perfettamente 1-1, questa sì che è la capolista. Conclusione il portiere, cerca invece di liberare i suoi compagni. Cillari mette dentro, libera Toledo, tutto facilissimo e poi l'esultanza verso la telecamera ed è 2-1 a casa. Ora da Castiglione, questa volta credo calci e prende il palo, diciamo non calcia mai, l'ha fatto e l'ha fatto molto bene adesso. Stava sul mancino, apparecchia Toledo, ancora sinistro, Toledo che inicia sulla linea, poi Gennaro, palla che rimane lì, Sirone credo si accontenti, ma deve fare i conti con Gennaro. Da dietro per Toledo e la tocca credo San Martino, leva il credo, la tocca San Martino, la leva dalla porta, che volo ha fatto San Martino. Chinnici va sul mancino, cerca la conclusione, Gennaro la tocca, Castiglione con un intervento felino, adesso un Palermo molto sbilanciato. Il partire di Gangi, San Martino, poi Chinnici la tocca, lascia libera di Chiara, Lucchese è veloce, può puntare, c'è Gennaro in mezzo, Lucchese, media centro, Gennaro alle fine, Gennaro, ed è 2-2, l'ha fatta ancora, e poi l'esultanza, come Kylian di Gabriele Gennaro, ma che giocata di Fabio Lucchese che qui fa un gol, forse sì, un po' stanco, credo che entrerà a colore. Chinnici se la costruisce, calcia, Castiglione blocca tra le braccia con estrema facilità, Toledo sta difendendo al momento questo quinto, Cillari il secondo palo e arriva granata ed è 3 gol su 3 tutti così, ma l'Agragas lo sa, queste giocate funzionano, 2-3. Ma ancora Chinnici, Castiglione, poi Lucchese per poco non calcia. Sugione non vuole commettere fallo perché è già morito, dribbling sulla Fiura con Sojan che ruba anche il pallone, che giocata di Sojan, ma sul mancino, diagonale velenosissimo, Corsino chiedeva la palla però, Fiura salva tutto, guarda la porta, Castiglione la porta, la tiene, la porta avanti, poi cerca il tiro, Chinnici alza le mani a dire la palla non entra, Corsino riparte, forse l'ultima azione, apertura per la Fiora e poi Castiglione la tiene lì, cerca anche la porta, la chiude, 2-4, ma è un gran Palermo Futsal Club, non devono esserci rimorsi oggi. Poi colore, si gioca un attimino con il cronometro, va bene così, finisce la partita, l'Agragas vince ancora e vince contro un ottimo Palermo Futsal Club, risultato di 2-4 decisivo all'ultimo, il gol del portiere Castiglione.